ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio, 45esima festa degli Stones a Quero Sette Ville. Con noi l'immancabile Teresa Gallina, presidente del Proloco. Ben ritrovata Teresa, è un piacere averti qui. Raccontaci un attimino cosa sta succedendo in questa 45esima edizione. Sagra è la prima nel comune Sette Ville, dopo la fusione dell'altro giorno. Noi quest'anno abbiamo il solito, abbiamo serate, le prime 3 serate sono dedicate ai giovani con gli 883, cioè il tributo 883, la serata che in genere veniva fatta la settimana prima della Sagra, quest'anno viene fatta all'interno, è domani, e sabato abbiamo il tributo Peter Pan, il patto Peter Pan. Solito orchestre, la settimana prossima avremo una serata dedicata al latino-americano, domenica sera ci sarà il trio Porco dove verrà sorteggiato i biglietti della lotteria Salviamo il nostro asilo, che noi come Proloco in collaborazione con le associazioni e le mamme dell'asilo stiamo vendendo i biglietti della lotteria per poter salvare il nostro asilo. Speriamo di farcela. In questa occasione voglio ringraziare sempre l'amministrazione che è sempre presente, dopo voglio ringraziare tutti i miei collaboratori che sono tanti, specialmente tanti giovani. Abbiamo visto? Sì, abbiamo tantissimi giovani, vogliosi, chissà che prima o poi trovo qualcuno che mi sostituisca. Kaya Ling, sana ako'y pansinin. Huwag mo nang sayawin ang tala, nung di naman kita dadalhin. Hi Ling, lakas ng iyong dating. Beh, intanto bisogna fare i complimenti ai cittadini, ringraziarli, quelli che hanno votato noi, ma anche quelli che hanno votato gli altri, perché c'è stata comunque un'influenza importante e questo è il sintomo anche di tenere alla vita amministrativa, perché in giro insomma si vede un po' anche nelle europee, il calo è sempre importante. È chiaro, il territorio diventa molto più grande e il volontariato, come hai detto tu, è una delle risorse principali che abbiamo. Ovviamente adesso il comune è molto ampio, ha una superficie di 90 km quadrati quasi, quindi va dalle prealpi da questa parte qua fino alla cima del Grappa dall'altra parte, quindi veramente esteso, con anche problematiche non banali e comunque con 6.000 abitanti, poco più. Per cui insomma gli sforzi non sono banali, però siamo partiti bene, la squadra è entusiasta, abbiamo già organizzato molte delle attività, la manutenzione e quell'altro. Adesso abbiamo diverse Proloco, diverse associazioni e per noi sono sempre stato un punto di riferimento. La prima occasione è questa, che è la Sagra di Stones, ma poi ci sarà, c'è già la settimana prossima, c'è un'altra festa in quel di Colmirano, e poi ci sarà la Sagra a Caorera e poi il Reset a Fener, che è anche quella a fine luglio. Cioè è veramente una comunità estremamente viva, ma soprattutto una comunità che fa tante cose. Per noi le associazioni sono fondamentali e quindi cercheremo in questi anni, veramente come era nel nostro programma, di sostenerle in tutto quello che possiamo fare. Parang neningbi ang kanyang katawan, ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship. Vabbè, ma intanto Teresa resta qui con noi, diamo appuntamento al prossimo weekend qui a Quero Sette Ville per venire a mangiare un buon piatto di Stones alla bourguignon E in umido. umido. Vi aspetto numerosi da domani, venerdì, sabato e domenica, e la settimana prossima, giovedì, venerdì, sabato e domenica, vi aspettiamo numerosi. Saysay ang pagmamahal. Yeah.